L'associazione Quadrifoglio 95 presenta la terza edizione del Festival Sangiovannese della Canzone. Buona serata in compagnia di Sandro e Consuelo. Passiamo ad un altro gruppo meno numeroso dei precedenti. È composto da 3 elementi, viene da San Giovanni Suergio e abbiamo Giuseppe Corda alla chitarra, Roberta Massa alla voce e Stefano Pintus alla chitarra. Da San Giovanni Suergio i Dreamers, i sognatori, ci canteranno il primo brano inedito. Adesso abbiamo poco tempo, come dicevo prima, non possiamo approfondire, comunque è dal titolo Malvasia, è una miscela di samba e rock. Il secondo brano invece, sempre inedito, è musica leggera, sono scritte e musicate sempre dal gruppo che abbiamo appena annunciato, i Dreamers. Prova. No, questa canzone è giusto spiegarla, se no qualcuno potrebbe non capirla. L'abbiamo voluta dedicare a un cane che l'estate scorsa, non si sa come, comunque è apparso su questa piazza ed era in condizioni disastrose. Poi è stata curata, messa a posto, poi rincorreva le macchine, insomma una storia un po' lunga. Poi di colpo è sparita di nuovo e gli abbiamo voluto scrivere 2 righe così sintetizzando il breve passaggio su questa piazza dove state voi di questo cane. Speriamo vi diverta. Una cortesia, una prova per me, per cortesia. Non c'ho né tastiere né rovescio, non la sento quasi. Ok, anche rovescio, per favore. Sempre uguale, sei arrivata tu, veramente un animale, maltrattata ed affamata, poi ti ha pure scaricata, e di noi avevi paura, e triste vita ancora più dura, Malvasia, andare via, resta qui con noi, Malvasia, andare via, resta qui con noi. A Luca ti eri affezionata, la pulita e ben trattata, la fiducia è riacquistata, auto e pullman rincorrevi, ma salire non potevi, i cerchioni e i copertoni, per i tuoi denti non era buoni. Malvasia, non andare via, resta qui con noi, Malvasia, non andare via, resta qui con noi. E chiedendoci perché pensavamo sempre a te, chissà dove sei andata o con chi sei capitata, e speri anche prima o poi tu ritornerai da noi. Malvasia, sei andata via, non sei più con noi.
quest'altro pezzo che facciamo adesso è, diciamo, inedita al 70%, è un pezzo che è stato scritto almeno 7-8 anni fa, dedicata ad una persona, poi nel paese per determinate circostanze è stata insomma cambiata e dedicata a degli amici. Niente, basta. Pronto? Una vita non dura abbastanza per lasciarci del tempo per amare, capire e creare le avventure di un sogno. La tua vita per molti insensata è buttata via, ma per pochi una vita sofferta, una vita come la mia. Lunghe serate, le cene, risate, erano splendide. Amicizia, rispetto sinceri, era là in mezzo a noi. Quella notte venne da te e ti prese per mano. Sapevamo, piangendo, che andavi sempre più lontano, oltre mari, oltre monti, vicino alle stelle, dove un raggio di sole ti scalda ma non brucia la pelle, dove quando una lacrima scende, dolce come un sorriso, dove il mondo è davvero stupendo, un paradiso. Sì, lo so che è così, che stanotte tu mi stai a sentire, e per questo continuo a sperare di vederti apparire, apparire, e poi ti verrò e mi vedrai, sorriderò, sorriderai, come da qua giù non lo hai fatto mai, bello come un angelo sarai, e poi volerai, sì, volerai, bello come lo sei stato mai, e noi da qua giù guarderemo in su e ti vedremo libero, libero lassù. Ma insomma ti vidi arrivare, ma non riuscivo a capire che non ti potevo toccare, neanche parlare. E pensando, provavo a capire, ma non riuscivo a sentire. I tuoi occhi erano grigi, la rabbia impotente era dentro di me. Il destino che ha l'esclusiva sulla sorte degli anni. Non è giusto che chiuda la porta quando si hanno 30 anni. Ma se poi da lassù fa per noi un regalo speciale,
potremo per sempre di vederti apparire, apparire, e poi ti vedrò e mi vedrai, sorriderò, sorriderai, come da qua giù non lo hai fatto mai, bello come un angelo sarai, e poi volerai, sì volerai, bello come lo sei stato ormai, e noi da qua giù guarderemo in su e ti vedremo libero, libero lassù. Ogni sera la voce mi chiama e rivedo te